Serie B-Win, tutti i colori della passione. Per continuare a stupire, la Juve Stabia nel 38esimo turno della Serie B-Win cerca il riscatto contro il Grosseto dopo la brutta sconfitta di Modena. Entrambe tranquillamente salve giocheranno al Romeo Menti con la mente sgombra da pressioni particolari. Mister Braglia manda in campo Bakogu e Sau in attacco, dentro anche Zito, Erpen e Di Tacchio. Ampio turnover invece per gli abruzzesi, Ugo Lotti tiene in panchina Bomber Sforzini, 17 gol. Attacco affidato a Curiale e Alfagheme, arbitra Marco Viti. E la prima azione del match è tutta delle vespe con questo destro di Tacchio che finisce fuori di non molto, però il portiere Viotti fa buona guardia. Ancora la Juve Stabia, cross di Danucci, testa di Scogliamiglio, parata decisiva di Viotti in calcio d'angolo. Uno dei migliori oggi, l'estremo difensore del Grosseto. Ma poi c'è questo lungo lancio di Calderoni, scatta Alfagheme, respinge Seculin, poi allontana la difesa della Juve Stabia. Uno scatto interessante, quello di Alfagheme. Contropiede poi della Juve Stabia, le vespe 3 contro 3, Zito lancia Sau, poi in Bakogu che aggancia, si gira il sinistro e finisce di poco a lato, ma azione sciupata dall'attaccante della Juve Stabia. Calcio di punizione, il destro di Sau, la parata di Viotti, ottima la respinta del portiere del Grosseto in calcio d'angolo, ma rivediamo il tiro di Sau, velenosissimo. Poi ancora da calcio d'angolo, colpo di testa tutto solo di Scogliamiglio, respinge Viotti, chiedono il gol quelli della Juve Stabia, ma la respinta di Viotti è chiara, finisce così il primo tempo con il risultato fermo sullo 0-0. Tante le occasioni sbagliate da una parte e dall'altra, ma poi c'è questo cross in mezzo di Ronaldo a botta sicuro, Olivi sbaglia tutto solo al centro dell'area di rigore della Juve Stabia. Ancora la squadra di casa, Bakogu riesce a conquistare palla, un destro terrificante parato ancora da Viotti, molto bravo il portiere del Grosseto quest'oggi a negare la gioia del gol a Bakogu. Rivediamo il destro violentissimo, ancora il Grosseto, si produce in un'azione d'attacco, cross di Formiconi, Alfagheme sbaglia l'impatto con la sfera da buonissima posizione, tutto solo. Poi ancora l'offensiva del Grosseto, Alfagheme salta netto, Scogliamiglio, poteva servire Mancino tutto solo, invece tenta questo tiro che finisce di poco a lato, ma grossa chance per il Grosseto. Calcio di punizione battuto da Tarantino, la palla arriva sulla testa di Bakogu, Caserta si inserisce, Viotti dice ancora di no alla Juve Stabia. La Juve Stabia che però si produce in un ultimo sforzo ed è calcio di rigore. L'arbitro Viti assegna questo calcio di rigore per atterramento di Formiconi su Bakogu. Dal dischetto Tarantino si fa parare il tiro da Viotti, straordinario quest'oggi, davvero incredibile. Il portiere del Grosseto para anche un calcio di rigore da calcio d'angolo, la testa di Scogliamiglio, traversa del solito Scogliamiglio, imperioso ormai in area di rigore avversaria, ma l'ultima chance è della squadra ospite con questo tiro dalla distanza di Ronaldo. Seculin dice no e la partita finisce 0-0 con Juve Stabia e Grosseto che si dividono la posta in palio al termine di un match molto divertente in cui i portieri sono stati migliori in campo.